possesso palla, giocano molto nella metà campo. Ora questa palla di Markovic è da dentro. Capellini, ancora per Morrone, in avanti la sponda di Markovic, dentro cerca di Portanova, la palla presa da Soncini, poi arriva il gol. Vediamo se parte l'ultimo cross del primo tempo, palla in mezzo di testa Markovic, regalo per Dekic, la prende lui. Insomma, purtroppo per demerito suo. Lancio dentro, non è finta, Markovic! 4-3 Juventus, Markovic! E dall'altra, è logico che quando c'è un gol c'è sempre qualche disattenzione da parte dei difensori, come Culotta è stato molto... Petrelli, super risposta. Cercare di andare a tagliare e a coprire linee di passaggio per poi eventualmente liberarsi spazio, come in questo caso, per attaccare la profondità. Intanto azione alle lunghe leve Markovic, Monsialò di intraprendenza. Sì, come dicevamo prima, è stato molto bravo in quel quarto d'ora a forzare il gioco del centrocampo, ecco. Qui Penner prova a fare tutto da solo, Monsi salta 2 e poi trova Markovic che controlla, Markovic zona tiro, deve girarsi, Markovic resiste, ancora Markovic e poi Zamarion corre la Juventus facendo girare il pallone, facendo anche scorrere i secondi sul cronometro. Bove, chiusura di Capellini che va subito lungo, Markovic lo mette a terra con il petto in mezzo a 2, resiste, 2 che diventano 3. Resiste comunque l'Inter, occhio alla giocata di Fernandes che passa aumentando i giri del suo passo, palla dentro e la Juve triplica con il gol del 3-1, la deviazione vincente è di Markovic di 40 metri, gestita benissimo da Fernandes, che come dicevo poi ci sono dei gusti personali, però oggettivamente secondo me è un giocatore pronto per giocare nei campionati dei grandi. Portanova, secondo assist della sua partita, Markovic. La vittoria oggi è importante per tutte e due. Attenzione, Matteo Piccardo che cerca di andare da Ventola, poi Mikovski prova a passare in mezzo a 2, ma il pallone deve viene portato via da Bandera, spazi molto stretti, c'è Markovic pressato proprio da Piccardo, ancora Markovic cerca di andare via, battaglia su spazi stretti. Sì, ci sta che i giocatori in campo provino a pensare. Sulla sinistra per Anzolin, poi Markovic, ancora Markovic, cercava l'inserimento, porta a casa il fallo. Non pensa al tiro, pensa a giocarla su Bandeira, il cross in mezzo verso l'uscita del portiere, palla che rimane lì, Markovic, la Juventus è in vantaggio al 7° minuto nel corso del secondo tempo supplementare. Luka Markovic, 2-1. Juventus passa in vantaggio e completa l'opera della rimonta. L'uscita completamente sbagliata di Russo. Luka Markovic mette dentro il pallone del 2-1. Segna solamente gol pesanti in extremis Luka Markovic qui nei supplementari. La prima volta sua con la maglia della Juventus contro il Milan in quel recupero contro i rossoneri nel 4-3 finale. Nostro Antonio Romano con Luka Markovic. Sì, andiamo con Luka Markovic, complimenti, è una bella partita, un gol decisivo come hai fatto anche contro il Milan, non è stata una partita facile. Sì, sempre sono felice quando segno, ma più importante, più vittoria della squadra. Oggi una partita difficile contro una squadra ostica, quindi sono molto contento per la vittoria e ora ci concentriamo, non so come si dice. Ci concentriamo? Sì, per la prossima domenica. Assolutamente sì, grazie mille Luca, grazie, complimenti ovviamente. La prossima nel senso che esegue un'azione più di una volta, lancio lungo, largo per Merola e Gavioli che gli attacca davanti l'Inter con Lorenzo Gavioli. Ma il pallone è già recuperato dalla Juventus. Markovic mette tutti i suoi centimetri. Il controllo del terzino
bianconero, il tocco su Markovic che prova ad andare via, Candela, palla di ritorno. Petrelli lo tiene lì a contatto con il pallone, buona azione di Petrelli, il pallone che arriva dentro l'area con la possibilità, il tocco sotto misura di Luka Markovic che riapre la contesa al Bozzi. Il timbro è del serbo Luka Markovic con un pallonetto delizioso che finisce dritto in rete, carica i suoi, mancano 3 minuti al termine, la riapre la Juve con l'ex crotone Luka Markovic. L'azione insistita da parte della Juve, rimpallo fortuito che porta alla conclusione Markovic. Non l'abbiamo visto benissimo. Occhio a serie per Markovic, scusa se ti interrompo, sì, perché la Juve è ancora in avanti. Markovic dentro, in area di rigore. Offensivo di Anzolin che permette alla Juve di recuperare il pallone con la collaborazione anche di Franco Fonte, poi il tentativo di affondo di Markovic che si rialza, non c'è fallo, si continua anche per la norma del vantaggio, prova l'apposto con Anzolin, riparte la Juventus di Colussi Caviglia, poi Markovic c'è un contrasto, può avanzare a realizzare il gol che per tanti motivi sarebbe meritato, ecco, vediamo. Ed eccolo qui che arriva il gol di Markovic, questa volta è un errore di Dasia che di fatto glielo concede perché scivola mentre sta calciando il portiere. Markovic che il gol aveva cercato veramente tanto nel corso della partita, qui calcia male scivolando il Dasia che Markovic ringrazia in sacca. Sì, qui è stato freddo, ha saltato bene il portiere, ha fatto gol, è andato un pochettino forse un po' più convinto rispetto alle occasioni che ha avuto precedentemente, dove prova a portarsi ancora verso il centro, poi tocca in direzione di Markovic che vince un rimpallo, Markovic area di rigore, poi ultima giornata della regular season del campionato primavera. Adesso è Markovic che prova a girarsi per evitare Rodella, cerca l'1-2, rimpallo che ancora favorisce Markovic, può spingere a sinistra, va a chiudere Longier, Markovic lo punta, palla sul destro per Markovic, arriva Franco. Probabilmente è un giocatore, pur essendo un ruolo diverso come Fernandes, che ha bisogno di essere coinvolto di più, perché se ne incarica Nicolucci, nel corto c'è anche Bandeira, pallone dentro, la sfera viene toccata da Markovic. A 3, ma finisce qui. Colpo di testa in due tempi dei giocatori del Palermo, anche se poi l'ultimo tocco era da parte di Portanova. C'è un contatto con Markovic che porta a casa il fallo. Era oggi in tenuta completamente grigia il lancio di Serrao, abbastanza gestibile per Markovic che esce dai blocchi, va a giocare contro Luka Markovic, classe 2000, ex del Crotone, in rete nella sfida giocata con il Milan, riuscì comunque a realizzare un in avanti Zappa, Roric rischia di perdere il pallone, alla fine Markovic recupera palla, poi Roric in scivolata commette fallo, ribattevano colpo su colpo, sì, partita pazza, dove rispetto alla partita di oggi secondo me alcune situazioni sono state più dettate dagli errori. Si riuscirà ad andare oltre questo scoglio, a migliorarsi la formazione ucraina. Fallo ai danni di Anzolini e poi Morrone che va a cercare la profondità, palla buona per Markovic, area di rigore, Markovic 1 contro 1 con Ferigra, Markovic prova a girarsi. Nel giro del nazionale anche Nicolucci, Anzolin, Leone nell'Under 18, veramente un recupero come sempre lungo nelle gare primavera, visti tutti questi cambi, tutte queste interruzioni nel secondo tempo. Ancora la Juventus potrebbe avvenire tra poco il cambio, intanto la Juve con Markovic, fallo di mano.
questa stagione non era una posizione in cui aveva gravitato. E poi su Petrelli, che dopo un periodo complicato sta ritrovando i gol che per lui penso siano il pane. Allora, su Markovic abbiamo scherzato tutta la settimana perché l'abbiamo provato, io gli ho detto alla Mandzukic, quindi i compagni lo chiamavano Mario e ci è venuta questa idea, ma questa idea viene dalla disponibilità che ha lui. La sua disponibilità sopperisce magari a qualche circostanza dove la tecnica non è quella di altri giocatori di questa squadra, ma si è ritagliato un ruolo importante all'interno del gruppo perché la sua dedizione è una dedizione importante, ma anche durante la settimana, quindi con la partenza di Sene, di Pablo e Monzialò che lo dobbiamo recuperare al 100%, mi è venuta questa idea, ne ho parlato con lui, gli ho detto che se non mi avesse dato quella disponibilità avrebbe fatto fatica a giocare perché sapevo che veniva Olivieri, e lui come al solito si è messo a disposizione della squadra, quindi gli va dato bene. Simili a degli eroi, abbiamo il cuore a strisce, portaci dove vuoi, verso le tue conquiste, dove tu arriverai, sarà la storia di tutti noi, solo chi corre può fare di te la squadra che sei. Juve, storia di un grande amore, bianco che abbraccia il nero, un coro che si alza davvero per te. Portaci dove vuoi, siamo una curva in festa, come un abbraccio noi, e ancora non ci basta. Ogni pagina nuova, sai, sarà ancora la storia di tutti noi. Solo chi corre può fare di te quello che sei. Juve, storia di un grande amore, bianco che abbraccia il nero, il coro che si alza davvero, solo per te. Quando fischia l'inizio ed inizia quel sogno che sei. Juve, storia di un grande amore, bianco che abbraccia il nero, un coro che si alza davvero, Juve per sempre sarà. Storia di un grande amore, bianco che abbraccia il nero, ora che si alza davvero, Juve per sempre sarà. Juve per sempre sarà. E la Juve. 97 tra il Borussia Dortmund dove giocava e la Juventus che ha perso quella finale di Champions proprio contro i tedeschi. È un'altra storia, lo sa bene anche Chapuisat, netto tra le due formazioni. È un po' la Juventus di Svizzera, lo Young Boys, sono United, adesso un altro avversario di una certa rilevanza come